Ciao, io sono Davide e questo è il mio canale. Saliamo in sella e andiamo a farci un giro. Sempre con me, sempre, mai da solo. Buongiorno, eccoci svegli. Tra poco suonerà la sveglia. Vabbè, vi hai posato. Siamo pronti per affrontare il quinto giorno. Purtroppo oggi comincia il viaggio di rientro, quindi oggi salutiamo la Toscana e adesso andiamo a fare colazione che ho fame. E siamo partiti subito 1, 2, 3 via, una bella salita. Sto salutando adesso Castelnuovo. Ciao Castelnuovo, grazie di tutto Castelnuovo, grazie Ciccia. E incomincia il nostro viaggio di rientro. Stasera arriviamo a Bologna, dove pernotterò di nuovo sull'Ostello, dove sono stato l'altra sera, e poi prendo il treno da Bologna e torno a Mestre, e dopo da Mestre faccio la pedalata, tanto sono 20 km e arrivo a casa. Dai, forza, andiamo! Su questa strada qui è passato il Giro d'Italia quest'anno, infatti c'erano delle scritte prima che inneggiavano ai corridori e loro non avevano le borse dietro. Dai che manca poco allo scollino, anzi forse mi sa che ci siamo, e poi discesa, e poi facciamo tutta pianura, e poi abbiamo una bella pigna verso il 70° chilometro mi sembra, però dai, pedalabile, dai. Comunque noi non molliamo. Spettacolo! Poi discendi leggermente e poi comincia la salita. Poi comincia la salita che sarà una decina di chilometri. 12, sì. 12, vabbè, dai. Vado di Ok. qua, ciao. Ciao, grazie. Grazie, buon giro. Ed ecco il primo incontro di questa giornata. Questo ciclista che, incuriosito, mi ha chiesto da dove provenivo e dove ero diretto. Dopo qualche scambio di battute mi ha spiegato anche a cosa andavo incontro, tranquillizzandomi sulla salita che poco più avanti mi aspettava. E incominciamo ad affrontare la salitona. Abbiamo adesso 12 km di salita. Questa stazione di servizio, lì c'è un piccolo caffè, lì mi ero fermato a fare la colazione. Ero l'anno scorso quando ero venuto a fare 2 giorni con Manuel, un po' di percorsi mountain bike però. Spettacolo! Andiamo a fare acqua. Ho visto una fontana qui e allora meglio che facciamo il carico di acqua.
e dopo aver fatto la scorta di acqua ripartiamo. Abbiamo percorso 50 km, siamo circa a 7 km dallo scollino, quindi manca ancora poco, diciamo, per adesso. Molto più pedalabile questa salita rispetto al Passo delle Radici. Il Passo delle Radici aveva delle pendenze molto importanti, tutte in doppia cifra. Questa invece è molto più dolce, solamente in brevi tratti va in doppia cifra, il resto, come mi aveva detto il ragazzo prima, siamo all'incirca sul 6%, quindi veramente pedalabile anche con le borse che rallentano non poco. Siamo sulla strada di San Marcello Pistoiese, che si chiama la strada dei sapori e dei colori. Stiamo sempre di più avvicinando a Sasso Marconi, ci siamo quasi, più o meno. Mentre passavo per la strada ho visto questo piccolo parco e ho detto ottimo per fermarsi e mangiare il mio panino e poi ripartire. Adesso ci riposiamo 10 minuti, panino, super mega coca e poi si riparte, ricarichiamo un po' le energie e poi continuiamo con il nostro viaggio. E dopo aver mangiato e riposato qualche minuto ripartiamo dai. Mancano 75 km, non manca tantissimo alla fine del tour, neanche poco. Ciao Toscana! E proseguiamo con il nostro viaggio. Abbiamo salutato la Toscana, diamo un benvenuto all'Emilia Romagna. Ed eccomi al secondo incontro della giornata. Questo signore, che incuriosito dalla scritta annuale e dalle mie borse, mi ha chiesto quale fosse la mia partenza e la mia destinazione. Anche qui ne è nata una piacevole conversazione. Questo signore, a cui non ho chiesto il nome, mi ha accompagnato per circa 10 km, raccontandomi dei suoi giri e delle sue strade, fino a quando, poi arrivato ad un bivio, dopo avermi augurato un buon viaggio, ha svoltato per fare rientro a casa. Trovato per strada questo simpatico signore con la bicicletta da corsa che si è avvicinato, mi ha chiesto da dove venivo o dove stavo andando e mi ha accompagnato a imboccare la strada adesso qui per Bologna. Abbiamo fatto una decina di chilometri assieme chiacchierando e facendomi compagnia. È stata veramente una cosa bella, mi piace. Ed ecco l'ultimo incontro della giornata, Giancarlo, un simpatico panettiere con anche lui la passione delle due ruote. Conoscitore di tantissimi percorsi e sentieri nel circondario di Bologna, mi ha mostrato tantissimi luoghi e vie spettacolari che difficilmente avrei visto. Con lui percorro gli ultimi 40 km che mi porteranno a Bologna. La compagnia è molto piacevole ed il tempo scorre molto veloce, tra risate, chiacchiere, ma anche tanta fatica. Se vuoi, qui da Vergato c'è la deviazione a destra che fa dei sali e scendi, osteggia la collina e a un certo momento entri in uno sterrato non tanto bello. Cioè, si fa, Sì. O se no eviti quel pezzo, lo si fa più avanti, che si taglia a destra e lo sterrato diventa appunto più bello. Sì, io ti vengo dietro, tanto dobbiamo andare nella Qui è stessa verde. posizione. Vai. Sì, adesso mi dice di andare a sinistra anche lui, infatti.
Allora va su, è asfaltata, anche una bella percentuale va su, poi là sopra c'è un grande parcheggio, c'è anche da mangiare qualcosa, sì, la gente, perché la gente si fa dei giri, esatto, almeno si fa fa... delle camminate, e da fare da passare una domenica anche con la famiglia, per dire, fare un giro, guarda, si possa mangiare, e poi vai su a piedi in questo posto qua, dove ancora si va su a piedi, dove c'è un coso, un cimitero, qualcosa, dove si chiamava lui, il lupo, è un capo dei partigiani, credo. Comunque c'è da vedere su internet. Dopo andrò a vedere. Montesole. Montesole. La guerra di Tanto Montesole. stasera non c'ho un cazzo da fare, quindi mi vado a leggermi cosa... bello. Tu guardalo e vedrai che rimani meravigliato. Sì, così è la volta che ci ritorno anche. Parte dell'associazione Salva Ciclisti. Cosa mi stai parlando? No, io faccio parte di questa squadra qui. No, non è una squadra, È solamente un'associazione. Dove fanno, quando ci sono manifestazioni, cose che sono sempre in mezzo. Vediamo se riusciamo a passare con le borse, se no le faccio a piedi. Forse sì, poi adesso vediamo, Passato? Sì, diciamo giusto. Il Ponte delle Streghe in realtà è una passerella sospesa sul fiume Reno. Non sono riuscito a trovare da cosa deriva l'origine del suo nome. La costruzione, invece, risale alla fine del 1800. Ponte e poi siamo arrivati a Bologna. Abbiamo percorso per adesso 136 km. Ed eccomi arrivato a Bologna in compagnia di Giancarlo. Ora non rimane che andare all'ostello per una doccia e la cena e poi riposare.
Grazie ancora a tutte le persone che in questa tappa mi hanno incontrato e chi con un saluto e chi con un consiglio ha fatto sì che la portassi a conclusione. Un grazie però speciale va proprio a Giancarlo, che è stato un ottimo compagno di viaggio, facendomi vedere posti meravigliosi e facendomi compagnia, raccontandomi molte cose riguardanti i percorsi e la storia. Se vi interessa la traccia, la trovate in descrizione nel mio profilo di Komoot. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice su e scrivete un commento. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao!